Buonasera a tutti, benvenuto mister. Sono onorato veramente, come nuovo sindaco di Dimaro, ospitarla qui nel nostro comune. Ospitare un allenatore come lei ci dà gioia, è un onore perché lo sappiamo tutti, insomma, è un grande allenatore, ci mette tanta passione e permettetemi anche grande grinta, quindi grazie davvero di essere qui, ringrazio il suo staff, tutti gli addetti ai lavori e quindi auguro a lei e a tutta la sua squadra buon lavoro e spero appunto che le attrezzature che noi abbiamo messo a disposizione siano belle, il campo soprattutto, perché ci abbiamo messo veramente anima e corpo perché sapevamo di non dover deludere. Permettetemi anche di ringraziare il presidente De Laurentiis, che ha 14 anni che viene qui a Dimaro, quindi è un grande onore per noi, vuol dire che piace il territorio al presidente, quindi non solo Dimaro ma anche l'intera Val di Sole e tutto il Trentino. Ringrazio altrettanto voi per la bella pubblicità che ci fate veicolare il nostro marchio, non parlate solo di sport ma parlate anche di gastronomia, quindi veramente grazie, un grande applauso a voi tutti. Auguro a tutti voi buon lavoro, buon proseguimento di conferenza stampa e ci vediamo presto. Grazie tante. Grazie al sindaco Marco Pancera. Prego Guido. Cominciamo Mediaset, a seguire Sky. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio mister. Mi sembra che quest'estate sia cominciata nel modo migliore, con già 5 giocatori che sono arrivati, con cui lei può lavorare dal primo giorno, così da poterli allenare. Allora, le chiedo, prendendo spunto da una frase che aveva detto a febbraio scorso, che aveva detto: una volta ogni tanto mi piacerebbe partire in pole position, se questa nuova visione del calcio Napoli, il progetto del calcio Napoli, il mercato che sta facendo il Napoli in questo momento, si sente di dire in questo momento che è un Napoli da pole position. Sì, quando ho parlato ho detto che per una volta mi piacerebbe comunque sedermi su una poltrona già comoda, già collaudata, già storicamente molto collaudata sia nel campionato che nelle competizioni europee. Ce l'ho detto e mi auguro che prima o poi accada. Quindi noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a quello che siamo, a quello che vogliamo anche diventare, che secondo me è la cosa più importante. Abbiamo iniziato un progetto nuovo insieme al Presidente, insieme al club dall'anno scorso, partendo praticamente da basi molto limitate, diciamo, ecco. Quindi siamo partiti da un 10° posto e l'obiettivo, quello che ho sempre detto, è cercare in questi 3 anni miei di contratto di creare delle basi solide che possano durare nel tempo, che siano delle basi che il Napoli ne possa usufruire per tantissimo tempo. Ecco. È successo in passato con altri club, perché alla fine io sono un costruttore, e mi auguro, ecco, di poterlo fare anche con il Napoli. Abbiamo raggiunto un obiettivo sicuramente incredibile al primo anno, perché comunque non era una cosa prevista per tantissime ragioni, sia come struttura che come anche preparazione per quello che avevamo fatto, ecco, in pochissimo tempo. Invece siamo riusciti, però non dimentichiamo che per me non cambia niente. Il lavoro di ricostruzione, inserire pezzi per aumentare affinché queste fondamenta possano diventare solidi nel giro di 3 anni, continua. Il club lo sa benissimo, il Presidente lo sa benissimo, siamo tutti concordi nel pensare e nel dire che il percorso continua, però continua chiaramente con uno scudetto sul petto, che è un bel vedere, è un bel raccontare e fa parte della storia.
Sky, a seguire Radio CRC. È acceso? Sì, è acceso. Sono qua. Sì. Buon pomeriggio Conte. Allora, in quest'opera di ricostruzione possiamo definire un operaio qualificato, più che qualificato De Bruyne. Volevo sapere come l'ha trovato, che cosa vi siete detti e se è un giocatore può rappresentare veramente, garantire un ulteriore step in questo processo di crescita. Grazie. Questa è una cosa che speriamo tutti, no? Dirlo oggi, al primo giorno di ritiro, al secondo giorno di ritiro diventa veramente difficile. Dovremmo poi ritrovarci a fine anno e capire e vedere se e che impatto ha avuto questo calciatore. Sicuramente stiamo parlando di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. Volevamo alzare la qualità della rosa e con lui sicuramente la qualità l'alziamo, perché stiamo parlando di uno dei centrocampisti che per tanti anni è stato tra i centrocampisti più forti in assoluto al mondo. È stato tantissimo tempo al Manchester City vincendo tutto quello che c'era da vincere. Adesso viene da noi ad affrontare una nuova sfida, una nuova situazione. Sicuramente anche per lui è una situazione differente rispetto a Manchester City sotto tutti gli aspetti, però è un ragazzo che si è calato molto bene già nella realtà e siamo contenti di averlo con noi, anche perché ecco, in un processo anche di ricostruzione, di strutturare una squadra anche per il proseguire degli anni, lui diciamo che è già un giocatore affermato, non è come gli altri giocatori che stanno arrivando, che sono giocatori che noi consideriamo giocatori bravi, ma giocatori comunque giovani che dovranno stare per tanti anni al Napoli, dovranno continuare a migliorare e io dovrò essere bravo a cercare di migliorare chi arriva qua, ecco perché c'è tanto lavoro da fare, però siamo pronti. Radio CRC, a seguire la Gazzetta dello Sport. Ben trovato, mister. Sono arrivati De Bruyne, Marianucci, Noah Lang e Lucca. Cosa portano di nuovo in dote nel suo nuovo Napoli questi 4 calciatori? Grazie. Sono 2 situazioni differenti, come ho detto prima. De Bruyne è un calciatore conosciuto, un calciatore che comunque ha già raggiunto livelli altissimi nella sua carriera. A 34 anni, ha tanto, secondo me, ancora tanto da dare al calcio, ha fatto questa scelta secondo me perché lui ha voglia ancora di mettersi in gioco e di fare anche un'esperienza in un paese come il nostro, perché comunque alla fine giocare in Italia penso che non è come negli anni passati quando giocavo io, però è sempre un piacere venire a giocare in Italia. Lui è un prospetto già affermato, gli altri ragazzi sono dei ragazzi che ripeto, abbiamo visto del valore in questi ragazzi, vengono, ripeto, ad un'età totalmente diversa rispetto a Kevin e vengono per cercare di strutturare il Napoli, ma non solo per il presente, ma anche per il futuro. E quindi diamo il tempo anche a questi ragazzi di ambientarsi, ci vorrà un po' di tempo, c'è da lavorare, come sempre, però al tempo stesso siamo convinti che la strada che abbiamo intrapreso insieme al club è quella, ecco, di creare una struttura solida per il Napoli che anche quando io andrò via tra 5, 7, 10 anni, non lo so questo, però chi arriva trova comunque una struttura che continua a funzionare. Penso, ecco, che questa sia la cosa più bella per Napoli e per i tifosi, perché riuscire a dare stabilità e ambizione a Napoli, ai napoletani, io penso che sia la cosa prioritaria in questo momento, e noi stiamo lavorando
in questa direzione. Gazzetta dello Sport, a seguire il Corriere dello Sport. Mi sente? Analizzando il suo percorso in Serie A da allenatore, lei arriva alla Juve e toglie lo scudetto dalla maglia del Milan, arriva all'Inter e mette fine alla dinastia Juve, arriva a Napoli, in un anno riesce a interrompere la crescita o comunque l'Inter che si stava imponendo in Italia. Guardando al prossimo campionato, quale squadra pensa possa avere la fame, la voglia più di altre di dare fastidio al suo Napoli? Ma guarda, sicuramente diciamo che sono stato equo, no? Nella situazione, perché alla fine parliamo di tutte e tre le big italiane che sono state, tra virgolette, spodestate, no? Questo sicuramente sì, è motivo di orgoglio, di soddisfazione, questo sicuro. Al tempo stesso noi dobbiamo guardare noi stessi, non possiamo guardare agli altri, dobbiamo fare come l'anno scorso, pensare a migliorare, pensare a crescere. È inevitabile quando porti lo scudetto sulla maglia, per definizione parti favorito tra i favoriti, e questo noi lo dobbiamo sapere benissimo, né ci dobbiamo sottrarre a questo tipo di responsabilità, perché è una cosa naturale, tu hai comunque uno scudetto sulla maglia. Poi sappiamo benissimo che dopo il ciclo della Juventus, che è durato 9 anni, negli ultimi 5 anni si sono succedute squadre diverse, quindi questo deve far capire la difficoltà, no? Ma difficoltà che noi l'abbiamo anche affrontata, tra virgolette, 2 stagioni fa, perché con lo scudetto sulla maglia alla fine abbiamo fatto una stagione in cui siamo arrivati decimi. Anche questa esperienza che è stata fatta deve dare un po' di forza a tutti, a tutto l'ambiente di Napoli, e a capire che non sarà semplice, non sarà facile. Ci saranno sicuramente momenti difficili, dobbiamo essere molto compatti, molto uniti, perché le cose comunque non saranno mai facili in assoluto, ma io parlo per tutte comunque le squadre. Corriere dello Sport, a seguire Il Mattino. Salve mister, ben trovato. Grazie. Chiaramente cambiano gli obiettivi, cambiano le competizioni, perché l'anno scorso ne avete avuto sostanzialmente 1, 2, Sì. quest'anno invece c'è il ritorno in Champions, c'è la Supercoppa, eccetera, eccetera. In tanti vi stanno già dando come favoriti in pole position, sentivamo anche prima. Ecco, questa pressione sarà sicuramente diversa rispetto all'ultima stagione, come si gestisce? Ma guarda, penso di aver appena risposto, no? Nel senso che comunque noi abbiamo uno scudetto sulla maglia, a prescindere, per definizione chi ha uno scudetto sulla maglia comunque parte tra i favoriti, parte favorito o tra i favoriti, quindi, ma come ho detto, noi non ci dobbiamo sottrarre o aver timore o nascondersi da questa responsabilità. Noi abbiamo fatto tanto per cucirci lo scudetto sulla maglia, quindi è inevitabile che noi deve essere molto stimolante, ecco, l'annata deve essere molto stimolante, perché tutti quanti dovremmo essere molto stimolati a vedere come e quanto riusciremo a difendere questo scudetto. C'è un passato molto recente, ecco, che bisogna non scordarselo mai, perché comunque anche dalle cose negative, come dissi la presentazione dell'anno scorso, bisogna poi cercare di trarre degli insegnamenti, no? Insegnamenti per il futuro. E io penso, ecco, che anche quello che è accaduto 2 anni fa deve essere di insegnamento, e mi auguro che sia di insegnamento soprattutto all'ambiente, perché noi siamo sul campo, lavoriamo, e non ci saranno mai voli pindarici, saremo sempre molto umili e dediti al lavoro, perché questa è la nostra unica forza. L'ambiente dovrà essere molto intelligente, ecco, perché alla fine si vince tutti o non si va da nessuna parte tutti, ecco, quindi ha vinto Napoli, ha vinto tutta Napoli,
Se si arriva a decimi, arriva tutta Napoli decima, non arriva solamente il Napoli Calcio, De Laurentiis, l'allenatore Conte o chi per lui. Il mattino, a seguire il Corriere della Sera. Buon pomeriggio. Lo scorso anno arrivò e disse candidamente che l'obiettivo sarebbe stato quello di tornare in Europa. Quest'anno quali sono gli obiettivi che le ha fissato De Laurentiis? Ma il Presidente non mi fissa nessun obiettivo, quindi non è che... penso che sia molto intelligente da questo punto di vista, perché dovessi io fare il Presidente non fisserei mai degli obiettivi. Se prendo delle persone che comunque so che mirano ad ottenere sempre il massimo dalla propria esperienza. L'obiettivo è quello di rendere orgoglioso il popolo napoletano, è quello dell'anno scorso. L'anno scorso col tifoso si è creata una simbiosi, un attaccamento molto, molto importante, ma ricordo i 50.000 tifosi in una partita di Coppa Italia col Modena ad agosto, e ricordo tutti i sold out che ci sono stati in ogni partita dell'anno scorso, nonostante, ripeto, si sapessero le difficoltà che saremmo dovuti andare incontro. Penso che l'anno scorso quello che noi abbiamo fatto è stato rendere orgoglioso il popolo napoletano, perché hanno visto che questa era una squadra che comunque, a prescindere dal risultato, sudava la maglia, e questo non deve cambiare, al di là poi del risultato finale che uno poi può raggiungere. Ricordatevi che ne vince sempre una, però non è detto che gli altri falliscano tutti l'obiettivo. Corriere della Sera, a seguire il Roma. Salve mister. Il 26 giugno di un anno fa al Palazzo Reale coniò uno slogan che era Amma Fatica, che ha rappresentato l'anima di questa squadra che poi ha vinto il 4º scudetto. Se dovessi scegliere un altro slogan, magari napoletano anche, per questa stagione, quale sceglierebbe? Sì. Ma guarda, io appena finito il campionato mi avevano chiesto, no, del discorso dell'Amma Fatica, ha detto Amma Fatica again. Questo diciamo che può andare bene a livello europeo, visto che torniamo in Europa, perché again, Amma Fatica napoletano, ci aggiungiamo una parola inglese, again, no? Quindi se vogliamo rimanere sempre sul napoletano possiamo fare Amma Fatica, ma più assai, l'anno scorso. Okay. Rimaniamo sempre in tema, perché, ripeto, l'anno prossimo avremo competizioni, avremo la nuova Champions, la Supercoppa in Arabia, la Coppa Italia, e ci stiamo attrezzando, ripeto, per competere e cercare di rendere orgogliosi noi stessi, al tempo stesso rendere orgogliosi tutti i nostri tifosi. Ecco. Il Roma, a seguire Canale 21. Un anno fa di questi tempi a Di Maro lei allenava una squadra di giovani e di calciatori che poi sono andati via. E infatti poi dopo avere una Napoli 3-0 arrivarono 4 rinforzi, ma senza fare le 2 preparazioni. Quest'anno lei parte con tutti i titolari e con dei rinforzi. Quanto è importante questa cosa di avere già una squadra solida rispetto a quello che era l'anno scorso, una squadra dove, lo ha detto anche lei, no? Si è cominciato a formare un po' a Castel di Sangro e dopo la prima partita di campionato. Grazie. L'importanza è notevole, no? È notevole perché nel nostro albergo, nel nostro hotel, vedevo un po' la foto dell'anno scorso che abbiamo fatto qui a Di Maro. Faceva riflettere, no? Il percorso che è stato fatto nel primo anno e a inizio campionato, a inizio pre-season, a inizio stagione di quest'anno. Sicuramente l'anno scorso siamo venuti qua, quando siamo arrivati a Di Maro, siamo arrivati veramente con tanti ragazzi e con pochi calciatori che poi sono rimasti, anche perché io avevo chiesto al club di vedere, no? Di valutare i calciatori che erano in rosa nel Napoli. Poi sono state fatte altre scelte e sicuramente se andiamo a vedere i calciatori che sono rimasti, poi penso che ne avrò contati 6-7
6-7. Ecco. È inevitabile che quest'anno torniamo A con lo scudetto sul petto, B con tutti i calciatori che sono stati confermati dell'anno scorso, sicuramente è un'altra situazione. Stanno arrivando anche calciatori, visto che comunque da giugno abbiamo sposato insieme una visione, no? Che non guarda, ripeto, solo al presente, guarda forse soprattutto anche al futuro, e abbiamo tracciato una linea. Questa linea la stiamo seguendo, anche perché al di là di alzare la qualità della rosa, noi obbligatoriamente abbiamo proprio necessità di implementare a livello numerico questa rosa, perché abbiamo tanti impegni da fare e ripeto, a differenza delle altre che l'anno scorso comunque sono stati in Europa, chi ha fatto Champions, chi ha fatto l'Europa League, chi ha fatto la Conference League, ed erano attrezzate a livello numerico ad affrontare le competizioni, noi viviamo una situazione totalmente diversa e questa non deve essere presa sotto gamba, perché ripeto, noi stiamo creando una situazione, lavorando, cercando di fare delle scelte ponderate, come ho detto prima, per cercare di creare una struttura molto solida che duri nel tempo, ecco, che non sia costruita su palafitte che al primo soffio di vento cade giù tutto, ecco. E questo è il nostro obiettivo. Canale 21, a seguire Cronache di Napoli. Salve mister. Quest'anno sia lei che il Napoli partecipate alla nuova versione della Champions League. Le chiedo ai fini proprio della preparazione che cosa cambia, come sta impostando il lavoro. Grazie. Ma guarda, la preparazione, cioè la pre-season, il ritiro, ecco, diciamo, visto che è più adatta in Italia, cioè, non è che cambi più di tanto, perché la pre-season comunque tu devi costruire delle basi per poi affrontare l'annata. È inevitabile che durante l'anno cambierà, no? Perché non avremo più una settimana di tempo, quindi giorni precisi da dedicare magari al lavoro fisico, al lavoro tattico, al lavoro tecnico-tattico. Avremo sicuramente meno tempo. Per questo motivo, quando hai comunque tante competizioni, devi essere bravo a sfruttare qualsiasi tipo di momento. Il momento anche può essere dopo la partita, chi non ha giocato, comunque chi ha giocato poco, cercare di dare quel qualcosa in più, anche perché bisogna riuscire ad allenare tutti i calciatori della rosa. Ecco, la nostra forza l'anno scorso è stata quella che nel momento di difficoltà, di grande difficoltà, e chi è entrato stava bene. C'è poco da dire, quindi grandissimo merito a tutti i calciatori che prima magari venivano utilizzati di meno, e appena sono stati utilizzati erano in perfetta forma, perché erano stati dei professionisti super seri ad allenarsi, nonostante magari lo spazio fosse un po' ridotto, no? come situazione. Noi dovremmo essere bravi a sfruttare qualsiasi tipo di spazio per cercare di mantenere comunque tutta la rosa allenata, anche perché comunque l'anno prossimo ci sarà molto più spazio per tutti, ecco perché abbiamo bisogno di alzare la qualità e di non avere troppa differenza tra magari un giocatore e un altro. Cronache di Napoli, a seguire Canale 8. Buongiorno e ben trovato. Mi sposto un attimo sul campo e sull'attacco soprattutto. Oggi abbiamo visto Lorenzo Lucca, primo giorno di allenamento. Le chiedo, parte come un giocatore alternativo a Romelu Lukaku, che evidentemente è un punto fermo, o i due, visto che giustamente lei ha detto ci saranno tante partite per 4 competizioni, si può fare una coesistenza? E se posso un flash, come stanno Buongiorno e Ghimmo? Grazie. Guarda, come ho detto prima, essendoci tante competizioni, non possiamo minimamente pensare di fare il titolare ed eventualmente
il non titolare, abbiamo talmente tante competizioni che comunque ci sarà spazio per tutti, ecco perché c'è la necessità di implementare una rosa che sinceramente non era strutturata e ancora in questo momento non è strutturata per fare tutte queste competizioni. E come ho detto prima lo stiamo facendo in maniera secondo me molto mirata, pensando al presente ma pensando anche molto al futuro, perché comunque stanno arrivando dei calciatori che, a parte, ripeto, De Bruyne, che non c'è bisogno di presentarlo De Bruyne, gli altri sono tutti calciatori che hanno dimostrato di essere dei calciatori di buonissima prospettiva e che ancora non hanno raggiunto il picco. E noi ci auguriamo, io dovrò essere bravo a cercare di migliorarli e farli crescere, in modo che possano veramente poi alzare ancora di più il livello e ci portano ancora di più ad alzare il livello anche a noi. Quindi questo è molto, molto importante. Penso che il lavoro mio da questo punto di vista sarà fondamentale. Tanti calciatori penso che abbiano scelto anche questo tipo di situazione perché sanno che comunque ci può essere un miglioramento a livello di carriera importante e quindi anche per quello che riguarda Luca, Lang, Marianucci che ha 21 anni, arriverà presto Beukema, stiamo parlando di giocatori, buoni giocatori, ma che sanno che loro per primi vogliono raggiungere e crescere e prendere uno status ancora migliore di quello che hanno, e questo porterà sicuramente dei benefici a noi. Ecco perché poi sarà importante quello che stiamo facendo nel tempo, no? Perché nel tempo questi sono calciatori che poi, faccio un esempio, prendi Amir, no? Amir l'hai preso dal Verona, cioè l'abbiamo preso dal Verona, cioè un calciatore che oggi è un calciatore importante, non era così quando l'abbiamo preso dal Verona, sarà lo stesso per Marianucci, sarà lo stesso per gli altri. L'importante, come ho detto, cerchiamo sempre di prendere calciatori che vengono qui, sposano la causa, che la nostra causa è la causa è il lavoro alla base di tutti, la serietà, l'appartenenza, l'attaccamento alla maglia per cui giocano. Questi sono principi fondamentali dove noi non trascendiamo. Se sposano questi principi, ben venga, altrimenti andiamo in altre direzioni. Le condizioni, sì, e Buongiorno ha subito questa operazione. Ci auguriamo, speriamo che nel giro di 3 settimane possa tornare disponibile. Gilmour ha finito con noi, poi è andato a giocare 2 partite con la nazionale. Diciamo che ha accusato qualche problema a livello di adduttori e quindi stiamo cercando di monitorare bene la situazione. Siamo all'inizio, è inutile andare a forzare delle situazioni, stiamo cercando di curare perché, ripeto, tutti i giocatori ci sono tutti dei giocatori importanti. Chi sta qui è un giocatore per me importante e Gilmour è un giocatore importante, l'ha dimostrato l'anno scorso. Ecco. Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio. E buon lavoro. Per rimanere nel tema di questa ripartenza, io ricordo che di questi tempi lo scorso anno nella stessa conferenza stampa facesti riferimento ad un numero in particolare, ripetendolo 2 o 3 volte, 48, che erano i gol subiti nella stagione precedente, dai quali bisognava ripartire per azzerare. Ne è venuto fuori il 48 naturalmente. Forse erano 51. Con riferimento al campionato, sì. Erano 51. Forse. Erano 51, vabbè. Comunque erano tanti. Erano sì. molti. Da lì, per ripartire da lì, per azzerare un po' il concetto, ne è venuta fuori la migliore difesa d'Europa, dei principali campionati europei. Sì. Per non andare tanto lontano e quasi anche in maniera benaugurante, lo speriamo, hai già individuato un punto di ripartenza, un punto da migliorare per la stagione che sta entrando? Guarda, noi, come anche detto prima sul discorso che l'anno scorso Di Maro eravamo veramente in pochi, no? Erano pochi calciatori che poi sono rimasti durante la stagione, però
L'anno scorso partivamo praticamente da zero, a livello di conoscenza mia, soprattutto dei calciatori da un punto di vista tattico. Cioè, oggi noi comunque partiamo dopo un anno di lavoro, quindi c'è una base che io ritengo una base importante su cui noi ci baseremo e cercheremo di migliorarla da questo punto di vista. Quindi ci stiamo già lavorando con i ragazzi, ho già fatto vedere alcuni video di quello che abbiamo fatto l'anno scorso di cose positive e cose che noi siamo riusciti a fare grazie, ripeto, alla loro applicazione, alla loro dedizione. È inevitabile che con un anno di lavoro in più tu parti comunque, non parto da zero. E questo per me è molto importante per i ragazzi che sono rimasti l'anno scorso. Al tempo stesso dobbiamo cercare di introdurre in queste situazioni, in questi meccanismi, i nuovi calciatori. Siccome ce ne saranno diversi, dovremmo essere bravi, io, ma anche i calciatori stessi, a fargli capire cosa abbiamo fatto, cosa possiamo fare e dove dobbiamo migliorare. Sicuramente l'anno scorso a livello difensivo siamo stati bravi, penso che dobbiamo migliorare nel cercare di fare più gol, perché l'anno scorso comunque tante volte non siamo stati così realizzativi per quello che abbiamo creato. Ma c'è sempre da migliorare, quindi c'è da migliorare sia la cosa migliore che tu hai fatto, la fase difensiva sei stata la miglior difesa, e c'è da migliorare la fase offensiva cercando più gol, cercando di mettere anche dei calciatori con più gol, perché l'anno scorso lamentai anche un pochettino l'assenza, no? In rosa di calciatori con il curriculum in cui avevano comunque un bel po' di gol. Stiamo cercando anche di sopperire a questo tipo di situazione. Kiss. Buonasera mister, eccomi qua, qui. Eccoci. Vai. Buonasera. Mister, lei per carattere, personalità, storia personale, è un uomo che mediaticamente spacca, o si è con Conte o si è contro Conte. Sembra essersi creato questo doppio partito. Il partito degli anticonte, quando deve muovere una critica, la muove sul suo cammino europeo, dicendo Conte fuori dai confini dell'Italia non ha fatto mai granché bene. Si ritorna in Champions League, lei ritorna personalmente, ritorna il Napoli. È più stimolante dover rispondere anche a chi la critica per non aver avuto fino ad oggi un cammino europeo all'altezza di Conte? Guarda, sicuramente per me e anche per la squadra sarà stimolante tornare in Champions League. Se poi una domanda rivolta a me, io le faccio una domanda. Lei sa quante volte ho partecipato in Europa io con le squadre da quando ho iniziato a fare la mia carriera, cioè da quando ho iniziato a fare l'allenatore? Sa quante annate in Europa io ho fatto? Lo sa? Da allenatore. No, io ho fatto 6 annate. Ho fatto 6 annate, ne ho fatte 2 con la Juventus, ne ho fatte una col Tottenham, una col Chelsea e 2 con l'Inter, prendendo sempre squadre che l'anno prima non facevano la Champions, quindi squadre in ricostruzione. Cioè, io posso capire che mi si chiedano i miracoli sempre, però ci sono anche dei fatti che non possono essere tralasciati. Cioè, in Champions non è che tu ti inventi la vittoria, devi costruire, devi fare un percorso. Sicuramente io devo avere pazienza e continuare a stare in un club per più anni, perché per più anni tu costruisci poi il tuo percorso in Champions, cosa che è accaduta nelle squadre che poi io ho allenato, riportato alla vittoria e poi sono andato via. Però ho lasciato una struttura che poi si è presa anche delle soddisfazioni. Sicuramente dovessi trovare una pecca da parte mia è quello di non aver avuto la pazienza di stare per tanti anni
in uno stesso club, perché ci fossi rimasto per tanti anni sicuramente sarebbe stata diversa. In più avrei avuto molte più partecipazioni in Champions, e non solo 6, perché 6 sono veramente poche. Se si raffronta poi a chiedermi la vittoria, quando parliamo del Manchester City, con l'allenatore penso migliore al mondo, cioè in 10 anni ha vinto una Champions, in 10 partecipazioni. Paris Saint-Germain ha vinto l'anno scorso, avendo giocatori come Mbappé, Neymar e Messi. Cioè, a chi dice questo, dico anche che prima di dire alcune cose, magari è meglio anche accertarsi. Poi, io sono il primo ad essere stimolato, però sappiamo anche che i parametri oggi nostri rispetto all'Europa, io dico di tutte le italiane, è impari la lotta. Cioè, io sto guardando un po' anche il mercato che fanno le altre squadre, cioè andiamo a botte di 70, 80, 100 milioni, cioè, e noi sappiamo chi siamo orgogliosi di chi siamo, che sia chiara sta cosa, ma sappiamo anche quali sono, tra virgolette, i nostri limiti, ed è giusto che noi rispettiamo i limiti, anche perché gli incassi che noi abbiamo a livello di biglietteria, a livello anche di diritti televisivi, ma sono un quarto, un quinto rispetto a queste squadre. È inevitabile che la possibilità di spesa è totalmente diversa. Ecco, torno prima al primo discorso, sedersi in pole position. Pole position significa andare in questo tipo di situazioni. Cioè, noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e cercare col nostro di fare del nostro meglio e di dare fastidio, come abbiamo dato fastidio l'anno scorso. Noi anche quest'anno vogliamo dare fastidio in campionato, in Coppa Italia, in Supercoppa e in Champions League. Questo deve essere chiaro, quindi saremo armati, questo deve essere chiaro, questo deve essere il messaggio per tutti quanti, chi ci vuole bene e chi non ci vuole bene, non è un problema nostro, ecco. Siamo in chiusura, no Guido? Perché abbiamo anche sforato. Sì, ultime due rapidissime, Diego De Carli e Corrado, veloci. Buon pomeriggio. Grazie. Lo scorso anno lei disse il payoff della stagione ama faticare. È sicuramente un patrimonio della Val di Sole, qua si è abituati a faticare e tutto quello che si vede è legato alla fatica. Ricordo i 300 volontari che lavorano nel ritiro. Adesso il payoff di quest'anno è I'm on fatica again. Lei viene dopo, noi veniamo prima perché dobbiamo lavorare per preparare il ritiro. Abbiamo cambiato la squadra nuova durerà 5 anni. Le chiedo, ha trovato questo payoff sul campo, nelle strutture, in tutto quello che il sindaco Pacera, la sua squadra, la Val di Sole, la PT Val di Sole e Trentino Marketing ha fatto per metterla nelle condizioni di lavorare? Sicuramente rispetto all'anno scorso abbiamo trovato una struttura molto, molto più attrezzata. Prima di tutto il campo, io ho battuto tanto il discorso sul campo perché sinceramente l'anno scorso non era un campo per una squadra come il Napoli. Quest'anno in grande sinergia, in grande sintonia si è lavorato insieme e devo dire che abbiamo trovato un campo e anche il campo dietro che è stato fatto in ottime condizioni. Abbiamo trovato comunque una situazione totalmente diversa dall'anno scorso, anche la palestra, quindi complimenti a chi ha migliorato la struttura. Penso ecco, che questi miglioramenti ce li siamo anche meritati. Ecco. Grazie a lei. Mister, sono qua. Sì. No, facci lavorare un po'. Rapidissimo perché poi insomma siamo andati per le lunghe. Sono arrivati giocatori di qualità, giocatori con grandi potenzialità, giovani. Uno in particolare ci sta facendo pensare e ci sta facendo discutere, De Bruyne, ma non sotto l'aspetto tecnico delle qualità del giocatore, ma sotto l'aspetto del modulo, cioè del modulo. Come si andrà a inserire in quel centrocampo Kevin De Bruyne con
Scott McTominay con Lobotka, con Anghissà, c'è anche la possibilità poi di cambiare il vestito tattico, oppure De Bruyne resterà comunque potenzialmente uno da poter giocare un centrocampo a 3? A parte De Bruyne, se vai a vedere come giocava con Manchester City, vai a vedere che comunque lui è un interno di centrocampo, quindi che può diventare poi un trequartista, cioè è un calciatore che ha caratteristiche precise, ha grandissima qualità, quindi un calciatore che comunque quando gli arriva la palla vede delle cose che tanti altri non vedono. Abbiamo 4 competizioni, non iniziamo a dire questo è titolare, questa è riserva, perché sennò cadiamo nel provincialismo. Quindi c'è chi giocherà una partita, la partita dopo si siede, entra gli ultimi 20 minuti, mezz'ora. Questa è fare la Champions League e attrezzarsi per fare le 4 competizioni. Se pensate che giocheranno 11 e che bisogna fare ogni volta un caso, se questo in panchina, allora dico, non siamo costruttivi e non abbiamo capito che tipo di mentalità, che tipo di spessore vogliamo dare al Napoli per il presente e per il futuro. Questo è molto importante. Grazie a tutti. Grazie.